prova la raspa. Vai Politano, dammelo questo sogno, dammelo, ma che cazzo! Dai, ho sentito, forza ragazzi, noi ci crediamo, e potrebbe essere sia loro che noi, e andiamo a vedere. Ovviamente Neres, ne abbiamo parlato, ho anche registrato un momento del prepartita di Lukaku che nessuno vi ha fatto vedere, vi faccio vedere io. Questo è l'arbitro. Vabbè. Oliveira ci prova, è pazzo. Petagnone, il petagnone. Bravo Oliveira. Ah, Spina, dai. Bravo Spina. Il lancio di Gilmour che ha questi lanci lunghi. Ci prova. Un calcio d'angolo, un coniglio perlomeno a Pasqua. Questo fallo di Rafa Marin per me è giusto, è una buona decisione, perché è molto presto per prendere un giallo che ci poteva stare e fermi una ripartenza. Buono. Bravo McTominay. Poi Luca, anche Lobo con lungo per far vedere che non solo Gilmour, anche Lobo può fare un passaggio lungo. Mirindelli, bravo Spina. Partita che ci vuole pazienza, bloccatissimi loro, che sì, quando ti pressano alti ti mettono in difficoltà perché non riesci a palleggiare, ma quando ti aspettano bassi chiudono tutto, tu puoi palleggiare quando vuoi tu. È intasato, serve uno che salta l'uomo o bisogna scompaginare. Butti Spinazzola di là, sovraccarichi una fascia. Occhio! Non ho visto mai mamma mia, chi è? Rafa Marin, bravo! Chi la può tirare sto calcio di punizione? Un Gilmour a foglia morta, un McTominay di potenza. Politano. McTominay centrale. Bravo Spina, vai, Macchi. Rachmani. Bravo Spina, Lukaku. Dai! Oh! Stiamo avvicinando. Cioè Rafa Marin gliela deviata un pochino, altrimenti Casatiello, dillo Patrick, dillo. Rafa Marin è pazzo! Vi devo dire, uno dei migliori forse del primo tempo, uno dei più positivi Rafa Marin. Diciamole le cose. Occhio! Castrovillo. E qua Rafa è stato tagliato come il burrino. Un'azione bellissima del mondo. Quanti passaggi hanno fatto? Bellissima. Bravi. Ho detto che ci vuole pazienza, ve l'ho detto. Se volete lo spettacolo guardatevi la simulazione dove i gol a grappoli. Eccolo qua, è arrivato. E qua ha perso un pochino, ha perso un po' di fiducia. Rafa, dai. Però qua se hai aperto il gate dei cartellini gialli, questo di Caprari doveva essere già la penna. Fuori gioco. Oh, questo è proprio il... Ve lo ricordate Ibrahimovic sul Koulibaly? Proprio di proposito. Mamma mia che botta che ha preso sull'occhio. Questo mo si gonfia, eh? Secondo tempo si gonfia. Ve lo dico al 34esimo. Deve uscire Rafa Marin. Tipo Oliveira centrale, abbassi Spinazzola e fai entrare un Raspa o sposti Di Lorenzo centrale, perché non la può finire sta partita. L'occhio, l'ammonizione, il nervosismo. Dai! Bravo Rachman. Lopo, provaci. Niente, non ci pensa proprio, no? Non lo pensa il tiro, maledizione. Noioso, primo tempo mi sto annoiando. Madonna santissima. Dai Politano. Ah Luca! Un po' che mazzo! Per favore, un po' di mazzo! Se l'ha tirata un gol! Questo è il famoso per. Occhio, mamma mia, mamma. Dai, Scotti! È uscito. Uno dei primi tempi più noioso. Non lo so se uno ne abbiamo visti parecchi. Ma visto che un tempo sì e un tempo no, la speranza è che adesso il secondo tempo. Buona pasta. No, aspetta, io una cosa gliela devo chiedere. A Natale ci ha detto che lui faceva gli struffoli. Vuoi sapere che si mangia il con le noccioline? Il Casatiello lo mangia, Presidente? So anche se so che lei fa molta ginnastica. Allora, lei è sull'isola più bella del mondo. Mio figlio Edoardo ieri mi ha lasciato una pizza imbottita bellissima e un casatiello. Dai! È entrato Anghissà, dai! Oh, Anghissà proprio dritto senza opporre nessuna resistenza.
Sveglia! Sono entrati meglio loro. Non che questo possa essere un termometro della partita, ma vi siete resi conto quante poche volte ho detto bravo, che di solito dico, no? Visto poche cose in generale. Bravo McTominay, dai! Però tutti questi cross a palombella, mosci, alti, inutili, lenti. Un bel cross bello teso, lo riusciamo a fare. Castrovilli. Mamma mia, Rafa Marin. Mamma mia, la paura addosso. Castromarin. Ginocchio, aiuto. Poteva anche starci. E a mannaggia. A vuoto Spina. Aiuto. Bravo Di Lorenzo, I guess. Bravo Luca. Ci stanno mandando in porta loro e nemmeno facciamo niente. Gliela vuoi dare mezz'ora al Raspadori? Gliela vuoi dare una mezz'ora o deve fare tutto in 5 minuti? Forziamo meglio che rimessa laterale lunghe? No. Assolutamente. Politano, dove ti vai a infilare? Ho sentito Spina, terzino. No, non credo, Patrick. Non è left, non è... No. Esatto, è il 4-2-3-1. Niente di meno. È saltato lo streaming. Paramount Plus. Politano, con questi passaggi calibra! Non è successo niente. Vi rendete conto che non è successo niente nel secondo tempo? Mamma mia, Rachmani, mamma mia. Bella palla raspa! Vai Politano, dammelo questo sogno, dammelo! Ma che cacchio! Politano! E quando tiri che quello sta fuori dall'aria. Ma quando la vuoi tirare? La fase difensiva. La fase difensiva. Turati, tifoso dell'Inter, Gagliardini, Caldirò, proprio... Bello raspa, dai, Scotti! E se non segna Scotti, chi deve segnare? E se non segna lui? Il cross di raspa, Turati nelle farfalle. Vaffanculo va. Ma mi raccomando, non ci sono manco difensori da mettere, quindi non è che... Dai Politano, dai, riscattati! Bravo Raspa, grande impatto. Dai Di Lorenzo, tira in porta, non c'è il portiere. Da Mazzocchi. Mazzocchi mio eroe, che va a guardare l'avversario per disturbare. Oggi Lukaku un po' meno reattivo, nelle ultime. Un po'... Si può dire? Spina, mettila ben. Bravo Lobo. Meretto. Brava Lobo. Vai Spina, vai. Marona mi raspa, la deviazione stava diventando un fatto. Buon Sabarrier. Siamo, non scherziamo. Caprari no. L'ho messo al fantacalcio Caprari proprio per non fargli fare nulla. Meret, bravo. Bravo Lobo. Cresciuto Lobo. Poi si dirà perché con Gilmour non si trova, gli toglie lo spazio. Dai Cirillo, dai. Fai Di Lorenzo, provaci col sinistro come con l'Inter. Quasi, come con l'Inter l'anno dello scudetto. McTominay, grazie di esistere proprio. Bravo Raspa. Bobby was so good. Bravo Lobo. Bravissimo. Bella palla Di Lorenzo, vai Gio Simeone. Fuori gioco. Fa pena. Brutto fallo Ngong. Brutto. Ma ci sta. Adoro. Spendilo. Bravo Simeone. Peccato. No, mamma mia che paura. Rafa Marin. Petto, spalla, insomma niente. Bravo. Fuori. Paramount Plus. Non si vede niente! La vodka! Completo panico! Lobo, perché ti sei addormentato su quella palla? Ma chissà anche tu! Ma che fai? Perché mi squagliate? No, mamma mia! No! Caprari no! È finita! Non si può vivere così! Onestamente non si può! Voi lasciate un bel like per la vittoria, i 3 punti che ci fanno andare in testa, non in testa perché i gol fa, perché ne abbiamo parlato live. Andatevi a vedere la live che è stata sfumeggiante, come questo Napoli.